C'era una volta. Possiamo iniziare così questa storia che ha poco della favola e molto, molto dell'incubo burocratico. C'era una volta 30 anni fa, nel 1987, quando nacque il progetto di una bretella stradale per sgravare dai camion e dal traffico pesante la zona dell'Albera. Da allora tanti annunci, tante parole, pochi fatti. I cittadini che abitano in Viale del Sole aspettano ancora di vedere la famosa variante per strada Pasubio, 6 km di asfalto tra Vicenza e Costabissara, la cosiddetta tangenziale nord che sulla carta prende il via dalla tangenziale ovest per terminare con un innesto sulla strada provinciale 46. Sul piatto 97 milioni di euro stanziati dallo Stato, dalla Regione Veneto e dalla società autostrada Brescia-Padova. Il bando di gara ANAS è arrivato nel 2014, il bando europeo si è chiuso all'inizio del 2015, mentre nel 2016 c'è stata l'aggiudicazione dell'appalto all'azienda vincitrice. Le ruspe avrebbero dovuto entrare in azione adesso, nel settembre del 2017, per portare a compimento l'opera in 720 giorni. E invece non ci sono segnali, ancora una volta, di avvio dei lavori. È una cosa vergognosa, il sindaco faccia meno di agitarsi e vada a battere i pugni, ma non adesso perché è già tardi, lo doveva fare già un anno fa, vada a battere i pugni perché lì si ottengono le cose solo se si battono i pugni sui tavoli. I pugni sul tavolo intanto li batte Claudio Cicero. In effetti c'è da chiedersi che fine abbia fatto il ramo nord della tangenziale con la prosecuzione di via Aldo Moro che si dovrebbe collegare con la Marosticana da un lato e con strada Postumia dall'altro. Dov'è finito il progetto? Non c'è, non l'abbiamo visto, o se ce l'hanno nei cassetti lo tirano fuori. Questa è una cosa gravissima, questa amministrazione sta perdendo un treno grandissimo e poi non aggiungo altro sul fatto che in cambio del Dalmolin c'erano state determinate richieste, non ce n'è una che è stata esaudita.